Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi mi trovo a Revine Lago e vi porterò a fare il giro ad anello di questo posto che è composto da due specchi d'acqua, uno si chiama Lago di Lago e l'altro Lago di Santa Maria. Quindi faremo il giro ad anello di circa 7 km e visiteremo e vedremo, almeno per me, la quarta scultura di Martalà, il leone alato. Quindi andiamo in questa passeggiata in questa domenica di metà marzo. Dai che andiamo! Ed ecco il nostro giro da dove inizia. Allora, il nostro giro non è tutto sulle rive del lago, ovviamente c'è anche un po' di entroterra da fare e volevo parcheggiare al parco Livelet, però lungo la strada abbiamo trovato fortunatamente un posto libero, quindi abbiamo parcheggiato lungo la strada, perché vi ricordo che i parcheggi qui sono tutti a pagamento. E quindi adesso vedremo cosa ci proporrà questo giro, cosa ci farà vedere. Vi ricordo che vi lascio sotto nelle schede finali il parco di Livelet che ho visitato anni fa e erano anche i primi video che facevo. Quindi perdonatemi, ma almeno avrete un'idea del luogo. E col lago alle mie spalle vi voglio anche ricordare che trovate nel mio video il giro che ho fatto partendo da Vittorio Veneto con le Vespette a noleggio, e abbiamo fatto il giro qui in zona passando anche per il parco Livelet, Cison di Valmarino e altri luoghi, quindi anche quella è una bella idea per fare una domenica diversa, noleggiare le Vespette a Vittorio Veneto, e ci sono vari itinerari che potete scegliere e fare. E questo è il punto dove siamo arrivati adesso. Ma proseguiamo. Altre cose che mi tornano in mente camminando è che sempre qui all'incirca a distanza di 15-20 km, anche meno, trovate Cison di Valmarino col suo Castelbrando meraviglioso e la via dell'acqua. Poi trovate il mulinetto della Croda, Grotte del Caglieron. Adesso non so se mi sfugge qualcosa, comunque ci sono molte attrattive e molte cose da poter venire a visitare proprio in queste zone. Qui siamo arrivati alla fine del lago di Santa Maria. Ed eccoci arrivati alla fine del lago di Santa Maria, come potete vedere. Qui, se volete, chiudete solo questo anello del lago. Adesso noi deviamo e andiamo a vedere i murales di Fratta. Quindi troviamo vicino a questo parco giochi le indicazioni, via dei murales, e andiamo di qua. Allora, siamo venuti su da qua, dal lago di Santa Maria, adesso andiamo verso questa parte, anche perché non ci sono proprio indicazioni ben chiare, quindi proviamo anche noi a capire da che parte andare per vedere i murales. E proprio qui, in questo piccolo gruppo di case, troviamo i primi murales. Ed eccoci in questa che viene chiamata via dei murales. Allora, se non sto sbagliando, dovremmo arrivare al leone alato di Martalà, che si trova sulle sponde del lago di Lago, quello più grande. Ed eccoci in arrivo al leone alato, si vede là in fondo. Qui ci sono parecchie macchine, gente a piedi che è in quella direzione, quindi troveremo un bel casino.
Dritti per la strada asfaltata si arrivava a un altro gruppo di case con altri murales, ma noi abbiamo deviato per il Leone, prendendo questa strada bianca. E questo è il punto all'incirca di dove si trova il Leone Alato. Ed eccolo qua, inaugurato nell'agosto del 2025, è il Leone Alato in legno più grande al mondo. Alto oltre 7 metri e lungo 10, è stato realizzato con oltre 3.000 radici di alberi abbattuti dalla tempesta Vaia. Simbolo di resilienza e rinascita nel cuore delle colline del Prosecco. Abbandoniamo il Leone di Martalar e adesso ci dirigiamo in direzione del parco Livelet. Ovviamente oggi c'era il disastro di gente con questa giornata di sole a vedere questa meravigliosa scultura. Ed eccoci che stiamo uscendo dal comune di Tarzo e entriamo a Revine Lago. Siamo vicino alla strada. E proprio qui all'inizio del lago, che potete vedere, eccolo qua, troviamo il parco di Livelet. E questo è il punto dove siamo arrivati adesso. E dopo aver superato l'ingresso del parco archeologico, costeggiamo il suo perimetro e arriviamo vicino alle sponde del lago di Lago. E qui vediamo le palafitte del parco archeologico di Livelet che sono state ricostruite perché qui sono stati trovati resti archeologici. E continuando il nostro giro vi ricordo che sotto in descrizione trovate tutti i link per avere tutte le info. Ed eccoci che ci troviamo a metà del grande lago. E come potete vedere, se vedete là sopra c'è una panchina gialla, è una di quelle panoramiche che trovate in giro, ma scordatevi che adesso io vado su fino a là perché sono abbastanza stanchino. Ma eccoci qua anche se non fisicamente, e questo è il panorama che potete ammirare se salite fino alla panchina gigante.
Ed eccoci anche alla fine di questo video. Abbiamo fatto circa 10 km, abbiamo fatto il giro ad anello dei due laghi, abbiamo visto il leone di Martalà e vi ricordo che se volete farla più breve tagliate tra i due laghi, quindi fate solo il giro di uno. Comunque è un giro per tutti, anche per i più piccoli, molto semplice, e ci vorrebbe un po' di segnaletica in più, ma dai, si può fare. Se il video però vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale, lasciate un vostro commento, un hype, fate tutte le vostre cose social, passate parola che il canale cresca e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!